dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove, and dance me to the end of love. Yeah, dance me to the end of love. Let me see. No, devo documentare, guarda il mezzo del tu che è venuto a trovarmi, non tanto il camper, ma il camper che aveva prima, bellissimo, quelli che avevano le suore, ti ricordi, guarda che roba, altro che T4 ragazzi, questo era da insegnare a tutti, guarda che mestieri. Ma ragazzi, vabbè, a parte i vetri oscurati, il doppio tetto panoramico, ma è tanta roba, solo la targa stona. No, scusami, ma sono da in fissa, perché giustamente uno che fa van life qua smart, vuol dire, 70 cavalli, 69 per la precisione, ma cos'è che hai detto, quanto è lungo? 3 metri e 30, 3 metri e... 3,30, che storiazze, pesa qua meno di un'auto praticamente. 700 kg. 700 kg. Trazione integrale inseribile. Dai, Sì. qua c'è un 4x4? È un 4x4. 4x4, 70 cavalli e pesa come una smart. Che figata. Motore posteriore. Cazzo, mi andrei via con questo, non col camper. Aspetta, perché tutta gente strana segue le puntine. Allora, Giacomo, guarda qua, questo lui a parte che è un appassionato di Lego, ok? Fa le foto dei Lego. Di alla mamma che su Instagram cerchi Bizzotto Raoul, ok? Leggi qua. Che storie, ragazzi. Poi pensavo, porco cane, che scherzassero, invece Itaca sul serio è 7:30 qua. Ho dovuto mettere la sveglia in piena notte, cioè tipo ai 6:40. Ah, che bello, no, guarda, perché siccome dentro all'armerone c'è dietro il termo dell'Alde, come in tutto il camper, però c'è anche come si chiama, il vaso di espansione dove viene inserito il liquido. Praticamente c'è un forno qua dentro e il fatto di mettersi sui pantaloni caldi mi ha rievocato il ricordo di quando da bambino andavo a dormire da mia nonna, che mi metteva i vestiti sopra la stufa, e tu ti mettevi i vestiti caldi, cioè vedi come ieri che dicevamo, no? quelle piccole coccole o attenzioni che o gli altri fanno a te o te fai a te stesso, che però un po' ti cambiano la vita, perché vedi, io mi ricordo a 40 anni veramente ancora di quel piacere di mettere la maglietta bella calda scaldata nella stufa, no? In pieno inverno, ovviamente no, d'estate non fa ste robe, perché purtroppo girala come vuoi, ognuno per carità sicuramente avrà la propria visione esoterica e fantasy del mondo, però la vita altro non è che la compensazione di dopamina, che è una sostanza che abbiamo nel cervello, che viene rilasciata in mezzo a tutte quelle schifezze dei neurotrasmettatori, no? Cioè, è sulla base di questo, di questa guerra chimica che si scatena più volte al giorno nel nostro cervello, che vediamo l'importanza di questi cavalli di battaglia che sono le coccole, le attenzioni, i vizietti, e bisogna stare anche attenti, perché è da lì in fondo che nascono anche le dipendenze, no? Dalle droghe, dal cibo, dal sesso, dall'alcol, eccetera eccetera. Ebbene ragazzo, allora io sono in partenza, ci riaggiorniamo fra 10 giorni con la scrivania, nel senso che non è ovviamente finita, guarda qua, vedi, mancano tutti i bordi, eccetera eccetera eccetera, e intanto me la stanno fissando, ok? E ho già montato, esatto, i miei passacavi. Questa è la nuova presa per l'aspirapolvere, non vedo l'ora ragazzi. Adesso faccio il fissaggio per il monitor dietro e via, insomma, dai, mi raccomando, la vedi brutta, ma perché è ancora in fase di scheletro, diciamo, e tutte prese d'aria a Paltermo, tanta roba. Ma roba da matti. Caro diario, quel giorno faceva talmente umido che per il bilanciamento del bianco ho messo automatico sott'acqua. Infatti i colori te li vedi bene. Comunque no, adesso a parte i scherzi, tu mi vedrai in mezzo a tutti questi camper, dice Madonna Singano, dove sei? Ozzo, guarda che bello, guarda Adrio, aspetta,
metti a fuoco là, guarda. Sei nel borgo di Candelo, nell'area camper gratuita senza corrente ma con carico e scarico, dove ci dovrebbero essere in teoria 12 stalli camper, in realtà siamo più o meno una quarantina. Ok, i nostri devono ancora arrivare, siamo qua solo io, Luca e Giovanni. Un paio li facciamo mettere Speriamo qua, bene. Sì, dentro il fosso, sì, si sta un po' inclinati, ma... Ah sì, c'è anche il mio amico CP. Povera cara, era a dir poco traumatizzata dal cambio di dinette, no? Insomma, la vedi che entra e va tipo in un blocco, c'è questo vuoto mentale in cui lei guarda la cuccia e dice... Camper di qua, camper di là, camper per tutti i cantoni. No, che canzone è? Ah sì, quei puffi. Caro diario, quella sera mi accorsi che per quanto parlassi in modo così sconclusionato, in realtà stavo facendo un video, insomma un video da condividere anche a qualcuno, quindi il minimo da fare, secondo me, a parte metterlo nel titolo, era spiegare dove ero, ok? Ero nell'area sosta camper gratuita di Candelo, in provincia di Biella. Singano sto imbriaco, madonna ma muoia questa storia dell'imbriaco. Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows that the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows the captain lied. Allora ragazzi, venite Ma qui, sta tutti voi, andando. vieni qui. No, io Tu non hai mangiato posso. troppe galline ieri. No, io grazie, mi sono appena alzato. Guarda che pallido che sei, vieni qua che facciamo una cura, va. Vieni, No, qui ti hai fatto dico- i giochi cosa della facendo gioventù, pure? hai mangiato troppe galline ieri Ho sera. mangiato troppe galline. Ah, boh, fatti un assaggino, vieni. Grazie ragazzi. Eccoli Vieni che qui. arrivano i miei amici del 118, vedi? Annusa, Fabio, annusa. Vai annusa. Annusa, Non snasa. mordemi la mano. Lardo. Non mordere, snasa e basta. Senti che roba ragazzi, Senti. questo è il colesterolo puro. Everybody knows that you've been faithful, give or take a little night or two. Everybody knows that you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. And everybody knows. Everybody knows, that's how it goes. Everybody knows, everybody knows, everybody knows, that's how it goes. Everybody knows. E ma in Veneto va bene anche a quest'ora, 10:30, si può, si può bere il vin brûlé, non è un Ma manca i problema. 9 che 10:30. Ma ascolta, questo è il dolcetto tipico. Questo si chiama torcetto, allo zucchero al burro e viene fatto da varie ditte, oggi ce l'abbiamo È in grazie vendita in giro al per le Demori, rue perché Eh? questo è veramente chiama buono, Bosso. merita, Ok, merita. che mi prendi in giro per la luce. Guarda che luce naturale che sto il tetto Però, là vada. parla qui che invece far questione col coso, con il liquore che ha il tè caldo. Beh, d'altronde hai una certa età. Porca miseria. Che Italia sarebbe anche lecito, ma il problema è che Fabio le Veneto, hai capito? Quindi per noi è una sorta di tradimento, di disonore, c'è una roba grave, Dio caro. Guarda che sono conosce Marietta, una cupolella che si era alzata, passa scampagnana pezzoletta, come una guappa per
Oh, test inverter DS Tech, no, questo è il microonde che appunto sta andando. Sì, ho deciso di metterlo qui il pannellino, poi gli farò una protezione, non lo so, perché voglio mettere tipo scatole, robe del genere. E siamo più o meno a metà carico, fantastico. Dopo non so perché va tipo in stop il microonde e dopo ricarica di nuovo, ma questa è una caratteristica del microonde, non dell'inverter. È da 20 anni che mi prometto di non far lavori da ubriaco, però cosa vuoi che ti dica oggi? Anche oggi è andata così, dai, pausa compagnia, adesso ho iniziato a far nebbia, freddo, siamo tutti dentro al camper, io mi sto già attaccando tutti gli hub e le ciabatte nella scrivania e sto iniziando a fascettare. Sì, le robe tipiche, le paletta, macagno, tumino elettrico e salam d'ulula. A soli 40 km di distanza puoi trovarti il Conad, o come dice mia nonna, è il Cona. In sole 3 ore abbiamo preso 4 pizzette, una sacca del segue, che sarebbe la cipolla, e del grana in busta. Caro diario, eravamo nell'anno 2002 e socializzavamo tramite queste tavolette, cioè praticamente abbiamo un gruppo WhatsApp, adesso ti stiamo scrivendo cosa vogliamo da bere. Oh ragazzi, 6 euro un spritz, ma è reato, Dio caro, ma venite a berlo da noi che te lo paghi a metà e te dà anche il triplo dei cicchetti, porca puttana. Vabbè, no, è che gira a 30 frame, no? Sto utilizzando il telefono di Luca Tramezzinoli per documentare la famosa piastra a induzione. Sostanzialmente per fare un risotto che vuole comunque 3 ore, l'unica differenza... 4 persone che bevi. Sì, a parte quello, ma effetti speciali, non esca gli effetti speciali, ma a parte quello c'è che vuole tipo, non so, 400 ampere del litio per fare un risotto, è eccezionale sta roba. Guarda qua, ascoltami, guarda. E questo non è il Veneto, questo è il Piemonte, ok? Quindi noi che abbiamo sempre a parlare del Veneto è caivo e fatturato, no, una merda, Dio caro, anche il Piemonte è caivo, ok? Quindi pioggia, eccetera, eccetera, cosa significa? I Panei non carica, Maracaibo anche Piemonte? Maracaibo anche Piemonte? Non so, guarda, uno spende, non so, 2000 euro di impianto a litio per fare un risotto. Mangiare al ristorante, Dio caro! Ma dai, che amici sociali! Che parla qua mamma. Così vedi come si comportano i figli vicentini nella realtà. Vedi tu? Veronesi, vabbè, stessa roba, tacca sempre qua lì. Aquí non è che Sì, parla in foresta, senti, non si capisce la sbocata. Credo sì. Prossimamente sottotitoli. Vorrei sei. Yuri, ricordati nel video di mettere i sottotitoli. No. Arriverà a posto. È freddo, mamma, ragazzi. A dicembre arriva. A dicembre arriva. Guarda che faccia, guarda. Mamma. Mamma. Guarda. Falso come a serpe. No, quella no. E là in mezzo alla droga, in mezzo ai delinquenti, come dicono. Sì, mamma. Ok, ciao. Ok, adesso puoi riprendere a come eri normale. Sì, vabbè, ma oggi che giorno è? Non ho capito. Ma no, ma il gallo di merda che non mi ricorda più che cazzo di giorno è. Ma no, è già venerdì da un po'. Non funziona più. No, perché ti abitui a avere una regolarità nella vita che il gallo ti dice dai che è venerdì, arrivi un giorno non ti dice più un cazzo e tu ti partono gli appuntamenti di lavoro, ti partono le ferie, è un casino, tutta colpa sua, Dio caro. E cazzo, dai. Non ti puoi neanche a farlo in teccia, stai inutile per completo, Dio caro. E ce ne vuole una grande per farlo. Ma non le neanche appunto. Allora, no, ok, vabbè, adesso no, per parlare mai è che però chi ne denuncia robe del genere. Però non lo so, ce l'abbiamo acquistato, siamo anche compratori. Abbiamo voluto provare sta roba tipica vostra, piemontesi, del Piemonte, e falla cagare, porca puttana, non uso neanche a panettare i pavimenti sta roba. Poi viene Zappalleri. La sera a casa di Thomas si vede anche il mare. No, neanche la luce, Dio caro, siamo in Piemonte, che mare non tu veda, Dio caro. Aspetta che vi spiego un'altra cosa sulla piastra induzione. Allora, questo è dopo aver usato la piastra induzione, dopo che hai seccato usi batteria questa cosa da qua. 100 ampere, esatto, cazzo, e tieni acceso il camper per ricaricare le batterie. Quindi numero 1 secondo me la piastra induzione, numero 1. Comunque dai, sì, ste piastre induzione diciamo salvaguardiano l'ambiente, insomma. Tocca attaccare il motore del camper anche là per mandarle avanti, però ne consuma gas, ne consuma gasolio il motore.
won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting.